Poi a Treviso 10 giorni fa avevamo deciso di rendere obbligatoria la mascherina anche negli spostamenti all'esterno e oggi la Regione l'ha esteso a tutto il territorio regionale, segno evidente che è un provvedimento utile e necessario per tutelare la salute dei nostri cittadini. C'è soddisfazione nelle parole del sindaco per il provvedimento mascherine obbligatorie che dalla mezzanotte sarà operativo in tutto il Veneto, ma c'è soddisfazione anche per la riapertura dei mercati all'aperto. Queste sono le transenne che delimiteranno da domani la riapertura dello storico mercato settimanale di Piazzale Burchiallati a Treviso. Il ritorno delle bancarelle in città vuole essere soprattutto un segnale, per quanto lento, di ritorno alla normalità. Sì, un grande atto di fiducia nei confronti dei cittadini che si sono comportati molto bene in questa quarantena, che ha portato anche dei risultati importanti, tant'è vero che i contagi stanno diminuendo a vista d'occhio. E Burchiallati non sarà l'unica riapertura. Ecco le planimetrie dei mercati nei quartieri dove sono state predisposte distanze e soprattutto recinzioni. Attenzione però, perché l'ingresso sarà contingentato e consentito solo a chi indosserà, oltre alla mascherina, anche i guanti. Mi raccomando, andate nel punto vendita più vicino alla vostra abitazione. Il mercato non deve essere visto come una scusa o una giustificazione per andarsi a fare la passeggiata, la chiacchierata o l'uscita di casa ingiustificata. Per questo il mercato di Piazzale Burchiallati non sarà l'unico a venire riaperto. Anche la pescheria e lo spazio di San Parisio, dedicato alla frutta e alla verdura per la conformazione delle corti, saranno accessibili ai cittadini del centro e della prima periferia. Da Santa Maria del Rovere a Monigo, passando per San Pelaio, tutti con le stesse regole e unicamente per chi risiede in zona. L'obbligo è quello di andare nel punto vendita più vicino alla propria abitazione. Per questo avete aperto non solo il mercato di Piazzale Burchiallati, ma anche i mercati rionali nei vari quartieri. Sì, mercati rionali esclusivamente per generi alimentari o vestiario da bambino. Infine l'appello del sindaco per ogni riapertura è sempre lo stesso. No, di continuare a lavorare bene come abbiamo fatto in questo mese abbondante, quindi rimanendo a casa, utilizzando tutti gli accorgimenti e le protezioni per arginare il contagio. Credo che stiamo dando un grande insegnamento a tutta l'Italia. Treviso in particolare sta ottenendo dei risultati davvero importanti. Se continuiamo così finirà davvero presto questo incubo.